Bene, io direi che possiamo iniziare. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Oggi è una presentazione un po' particolare, una presentazione direi una primizia delle presentazioni di volumi qui in Consiglio regionale, perché in realtà non abbiamo l'autore e abbiamo però chi ha ispirato la scrittura di questo volume, che come potete vedere forse alle mie spalle è un libro scritto dall'intelligenza artificiale sull'intelligenza artificiale generativa, ed è una cosa molto particolare nella misura in cui apre tutta una serie di punti di domanda, di curiosità, ma anche di elementi di sfida per direi tutti i settori della nostra società, dall'economia alla formazione, all'amministrazione, alla stessa produzione artistica, perché veramente entriamo in un mondo che ci spalanca un sacco di porte e ci pone veramente delle sfide che si giocano in tempi strettissimi. Questo per me è un elemento importante. Non sono cose che dicono, beh, ce ne occuperemo. No, qui la cosa sta andando avanti velocissimamente e non siamo attrezzati per capire come poterla gestire nei tempi che ci sono. Devo dire che l'Università di Padova si è mossa con tempestività, grazie anche al ruolo attivo, insomma, che ha assunto Dario Darè, che è alla mia sinistra, e che è il curatore del volume che presentiamo oggi, e che, ci tengo subito a dirlo, è un volume che in realtà ha diverse modalità, nel senso che è stato prodotto anche in diverse lingue, ovviamente il prima in italiano, ma non manca una versione in dialetto e una versione in inglese, ovviamente quella inglese rivolta al mondo, quella in dialetto rivolta più ai nostri cittadini del Veneto. Però ecco, è rimasto per me una cosa sorprendente che nell'arco di minuti, ma poi ci racconta Dario un po' la genesi del volume, si possa produrre un contenuto con una facilità simile. Quindi ecco, si apre una pagina nuova che non sappiamo neanche esattamente come sia configurata. E con la presentazione di oggi, ecco, io vorrei aiutare a capire cosa sta succedendo e aiutare a capire quelli che potrebbero essere i successivi capitoli o i successivi volumi, ecco, di questo tipo di produzione. Quindi io non voglio rubare tempo ai nostri ospiti, che sono un po' i protagonisti di questa nuova produzione letteraria, se così possiamo dire, e partirei subito chiedendo a Dario Darè, alla mia sinistra, come gli è venuta l'idea di appunto procedere con questa scrittura di volume, e quelli che sono i problemi che ha dovuto affrontare e quelli che sono le tematiche che si aprono a valle di questa prima esperienza di scrittura, e quindi cosa dobbiamo aspettarci, insomma, dalla disponibilità di questo strumento, non dico nei prossimi anni, ma mi viene da dire nei prossimi giorni. Grazie Arturo, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. È un piacere innanzitutto essere qui e presentare appunto non solo un volume, un libro che abbiamo appunto in più versioni diverse, nella versione inglese, nella versione in veneto, ma è un piacere essere qui perché il tema non è solo la semplice pubblicazione, ma è come essa è stata prodotta e le architetture che in realtà sono state utilizzate di intelligenza artificiale, che sono state utilizzate per realizzare questo volume. Le cose secondo me più interessanti sono i tempi. Scrivere un libro in 3 ore penso che sia veramente complicato e difficile da spiegare a chiunque. 3 ore però sono il tempo che io ci ho impiegato per addestrare un
modello, che è la nostra architettura di intelligenza artificiale, quella che utilizziamo all'Università di Padova, quella che io e il collega qui alla mia destra, Angelo Calò, e Davide Ferro, altro collega, abbiamo sviluppato, creato, implementato proprio per l'Università di Padova. L'abbiamo anche un pomeriggio proprio, l'ho dedicato, un sabato pomeriggio, l'ho dedicato per scrivere un volume. In realtà l'idea, come potete immaginare, è una sorta di provocazione, perché abbiamo pubblicazioni di tutti i tipi in tutte le lingue, però pensare a qualcosa che sia totalmente creato da una macchina artificiale, appunto, è qualcosa di, appunto, di assolutamente innovativo, particolare, che pone di fronte tantissimi dubbi e tantissime criticità. Nel libro stesso, prodotto dalla macchina stessa, dall'intelligenza artificiale, da Lucrezia stessa, tutte queste criticità emergono, perché è un'intelligenza che è molto critica nei confronti di se stessa, perché anche questa è l'impostazione che gli abbiamo voluto dare. Dicevo, il libro è stato realizzato in 3 ore. In realtà serviva molto meno tempo, anche meno di un'ora, per realizzare 500.000 di battute, 500.000 di caratteri, 250 pagine. Perché durante la creazione del libro stesso da parte dell'intelligenza artificiale ho avuto anche tempo di leggerlo, perché volevo io stesso capire se venivano descritte o illustrate delle dinamiche, delle dimensioni, delle criticità che erano compatibili con quello che era il mio pensiero. E devo dire che semplicemente partendo dalle poche istruzioni che ho dato a quello che si chiama il prompt dell'intelligenza, alla fine è uscito un volume in diversi capitoli che è assolutamente coerente con quelle che sono le problematiche che stiamo affrontando adesso. Come hai detto bene, Arturo, non è un problema del futuro. Si parla sì di dialoghi con il futuro, ma qui siamo oramai nel presente e in taluni contesti siamo già nel passato con tanto rammarico. Ed è importante veramente, perché ho pensato di realizzare questo libro, perché è una provocazione, d'accordo, però ha delle profonde implicazioni, perché il problema che dobbiamo affrontare è un cambiamento culturale profondo, che deve basarsi sull'assunzione di consapevolezza da parte di tutti noi, da parte dei cittadini, da parte degli insegnanti, da parte anche soprattutto dei ragazzi, dei giovani, degli studenti che utilizzano queste tecnologie magari senza comprenderne realmente le potenzialità e le problematiche. È importante che tutti noi assumiamo una consapevolezza su dove stiamo andando, perché che ci piaccia o che non ci piaccia, il futuro è già stato tracciato e noi assolutamente abbiamo l'obbligo, noi soprattutto coloro che si occupano di formazione, di crescita, che hanno a cuore anche quello che è il futuro delle nuove generazioni, dobbiamo assolutamente fornire loro questi strumenti in maniera tale che ci sia proprio consapevolezza su quelle che sono le problematiche, ma le enormi potenzialità. Strumenti come questo si applicano, come diceva Arturo, si applicano ovunque, in qualsiasi contesto. Questo è solo un piccolo esempio, per quanto eclatante sia appunto pensare a tempi così rapidi, così veloci di pubblicazione. Aggiungo solo un'ultima cosa: se per scriverlo in italiano Lucrezia ci ha impiegato 3 ore, per tradurlo in inglese 45 minuti, per tradurlo in dialetto veneto altrettanto, 45 minuti. Ci rendiamo conto effettivamente che abbiamo una potenza di calcolo che praticamente non ha limiti, che va semplicemente corretta e portata nella direzione che effettivamente ci serve. No, grazie, è interessantissimo quello che stai dicendo. Mi viene da dire, è un'autobiografia dell'intelligenza artificiale stessa, pur essendo lei molto giovane, ma insomma può già scrivere di se stessa e raccontarsi. Hai però fatto cenno a Lucrezia e forse è opportuno spiegare chi è Lucrezia, perché io lo so, ma forse non tutti lo sanno. E come nasce Lucrezia?
e quali sono gli obiettivi che ci si è posti con Lucrezia e le potenzialità di questo strumento che io credo, parlo da docente dell'Università di Padova, è veramente potente. Lucrezia nasce proprio come è un omaggio, il nome è un omaggio a Lucrezia Cornaro Piscopia, che è la prima donna laureata nel 1678 a Padova, la prima donna laureata al mondo. E con Angelo e Davide, loro due proprio hanno pensato di dedicare il modello di intelligenza artificiale, l'architettura di intelligenza artificiale che stavamo sviluppando proprio a Lucrezia, per significare anche il cambiamento potente culturale che c'è stato nel 1678, quando una prima donna è riuscita a conseguire un diploma di laurea. Ora siamo di fronte a una necessità, a un cambiamento culturale che è di altrettanta portata. E quindi ci sembrava corretto, importante proprio dare questo nome. Poi chiaramente il suffisso IA è tipico anche di molti nomi femminili, ci sta, però questo è il motivo per cui l'abbiamo chiamata così. No, ecco, chiamata così, ma spiegaci cos'è. Cioè, non è solo un nome, no? Cosa c'è dietro? Sì. Poi lascio la parola per una spiegazione più tecnica ad Angelo. Quando dico che non abbiamo utilizzato un semplice modello, come fanno la gran parte di voi, di noi che abbiamo avuto un primo approccio con l'intelligenza artificiale generativa, quella che scrive testi, quella che ci dà traduzioni. Noi abbiamo pensato di realizzare un'architettura intera che consenta all'intelligenza artificiale di funzionare. È un approccio completamente diverso. Da questo punto di vista l'approccio che abbiamo avuto è unico in Italia e anche probabilmente, a quanto si dice, è il primo anche in Europa. Noi abbiamo creato questa architettura a cui hanno accesso in maniera diretta tutto il personale, docenti, personale tecnico, amministrativo, gli specializzanti, tutta la comunità dell'università, quindi più di 8.000 persone. Contemporaneamente anche abbiamo integrato sempre Lucrezia, sempre questa piattaforma, dentro quelle che sono le principali strumenti di erogazione della didattica. In tal modo anche gli studenti hanno una sorta di accesso indiretto a quelle che sono le potenzialità. Ogni insegnamento, e a Padova ne abbiamo 8.000, questo è un numero veramente importante, di insegnamenti diversi, ogni docente può fare in modo di inserire dentro l'intelligenza artificiale quelli che sono tutti gli elementi del proprio insegnamento, della propria materia, tutte quelle che sono le informazioni che uno studente ha bisogno. In questo modo si può interagire proprio in maniera diretta ciascun studente come se fosse il proprio docente, come se fosse il proprio insegnamento. Questa caratteristica, questa potenzialità associata a dei costi che sono veramente molto molto bassi ci consente di avere quella che è probabilmente la più importante architettura tecnologica di intelligenza artificiale esistente in Europa, non solo in Italia attualmente. E tutto questo, e poi passo la parola ad Angelo Calò, ci è garantito da due aziende, perché noi non abbiamo inventato nulla. Nessuno di noi ha mai pensato di addestrare un modello, crearne uno, prenderne un altro anche per quanto performante. Noi avevamo delle necessità di utilizzare le cose migliori a livello tecnologico che ci sono attualmente sul mercato. E pertanto abbiamo fatto una scelta che è strategica, che in realtà la stiamo portando avanti da anni. Abbiamo creato una forte partnership con Amazon Web Services, che è la principale società del gruppo Amazon. Tutti noi conosciamo Amazon perché ci porta le cose a casa, diciamo, ma Amazon Web Services è anche la principale società che fornisce cloud. La maggior parte delle app che avete nel vostro cellulare sono di fatto ospitate in cloud da Amazon Web Services. Pertanto abbiamo raffinato ulteriormente questa partnership con AWS, utilizzando un sistema veramente molto molto particolare. Così come Amazon ha un suo marketplace dove chiunque di noi può comprare qualsiasi cosa,
Analogamente Amazon Web Services ha creato un marketplace specifico per i modelli di intelligenza artificiale e noi possiamo prendere il modello che ci piace di più, quello che è più utile a quelle che sono le nostre necessità. Quando parliamo di modelli di intelligenza artificiale noi siamo abituati, tutti conoscono ChatGPT, ma è uno dei centinaia di modelli che esistono e che sono utilizzabili dal mercato. Possiamo prendere quello migliore, quello più performante in quel momento per quella determinata operazione. Quindi se fra un mese, fra 2 mesi vediamo che un altro modello rispetto a quello che utilizziamo è più performante per quella specifica operazione, noi possiamo tranquillamente cambiare il modello alla base di Lucrezia. Lucrezia che è un ecosistema di intelligenza artificiale per tutta l'Università di Padova. Abbiamo messo a disposizione dei docenti un ambiente simile a quello che tutto il mondo ormai conosce, che è ChatGPT, in cui però il docente è tranquillo nel porre domande, nel conferire dati, perché nulla esce dal nostro ecosistema, nulla viene utilizzato per trainare il modello, per allenare il modello, nulla viene mantenuto da società esterne, tutto rimane all'interno dei confini dell'Università di Padova. Quindi Lucrezia è sicura per i nostri utenti, che è una cosa fondamentale per noi. E per di più rispetta le regole, le linee guida del GDPR. Quindi noi con Lucrezia siamo al sicuro da questo punto di vista e tutti i nostri utenti sono al sicuro. Quindi i docenti hanno a disposizione una chat, tipo quella ChatGPT, però dentro Lucrezia. E ne hanno diversi bot specifici per diversi argomenti. Gli studenti possono usufruire di Lucrezia, dell'intelligenza artificiale, all'interno della nostra piattaforma per la didattica in ogni insegnamento. Quindi ogni studente avrà per ogni insegnamento un tutor didattico, mentre i docenti hanno a disposizione, sempre attraverso Lucrezia all'interno di Moodle, una sorta di tutor tecnologico, perché possono porre domande sull'utilizzo delle nostre piattaforme. Come posso creare una determinata attività all'interno della piattaforma? Come posso utilizzare questo strumento? E Lucrezia risponde sulla base di tutti i contenuti che noi abbiamo passato come knowledge base, come base di dati, a Lucrezia. E questo ci permette di avere un numero di errori bassissimo, perché le informazioni sono state date a Lucrezia da noi. Ecco, abbiamo dimenticato che il secondo partner tecnologico importante è il modello che abbiamo scelto per ora, appunto, ma sicuramente è il modello che da diversi punti di vista è quello più affidabile. Abbiamo scelto un modello che si chiama Claude, prodotto da un'azienda che si chiama Anthropic, che si caratterizza da un approccio profondamente etico proprio a queste tecnologie, a questo ambito. Parlare di etica in un contesto dove siamo in assenza di fatto di norme precise, perché anche l'AI European Act di fatto non è una legge, ma è una sorta di cornice, di framework al quale tutti i paesi europei dovranno adattarsi, ma nessuno finora l'ha fatto. Per cui in un contesto proprio dove non ci sono norme è importante agire attraverso principi etici e il fatto stesso di affidarsi a un modello, che in questo caso appunto è Claude, che si caratterizza proprio da avere cura, attenzione proprio agli aspetti etici è veramente importante, soprattutto per noi istituzioni che promuovono cultura e formazione. Angelo prima ha citato alla conformità con la normativa europea, col GDPR. È una legge del 2016, è vecchia in realtà, non parla nemmeno di intelligenza artificiale, però ci dice una cosa che è fondamentale, che tutti i dati trattati personali, trattati da software, piattaforme, architetture tecnologiche, devono risiedere fisicamente in Europa. Questa, la nostra scelta, il fatto di aver preso un'architettura creata tutta in Europa, tra Francoforte, Parigi e Dublino, chiusa, gestita totalmente da noi, dentro la quale abbiamo infilato un modello che a sua volta è tutto chiuso, ci consente proprio di essere totalmente conformi a quella che sono i dettami proprio dell'Europa, a prescindere che siano giusti o sbagliati. Io come singolo cittadino posso fare quello che voglio, posso usare tutti gli strumenti. Come istituzione pubblica o privata invece devo rispettare la norma e la norma è molto chiara. I dati non possono uscire dai nostri confini.
Attualmente la nostra architettura che abbiamo paradossalmente è l'unico modo o l'unica struttura, l'unica piattaforma utilizzabile in maniera conforme proprio alla norma stessa. No, se posso, tornerei un attimo al libro per capire come hai gestito, insomma, questa interazione con la macchina. Cosa gli hai chiesto a Lucrezia? Lucrezia sta diventando una compagna di viaggio. Io devo dire, gli ho dato le slide di una mia lezione e gli ho detto: fai una cortesia. Bisogna essere gentili anche perché lei, ho visto che apprezza. Se gli dai ordini risponde diversamente. Fammi la cortesia, preparami un testo che può essere il capitolo di un libro partendo dalle slide. È incredibile, cioè mi ha reso dialogico quelle che sono le slide che io utilizzo nella lezione e che sono ovviamente molto schematiche, e quindi è riuscita a estrapolare dalle diapositive che io utilizzo un testo indifferentemente in italiano o in inglese, perché per lei e quindi io gli ho dato le slide in inglese perché il corso che tengo è in inglese, e me le ha tradotte in italiano in un testo che... Quindi sto sinceramente pensando anch'io di scrivere un libro, cosa che devo fare da anni perché gli studenti desiderano appunto avere una traccia, e a questo punto diventa un obiettivo accessibile per me, cosa che invece le mie slide le aggiorno sempre, quindi sono... Passare poi ad un testo ovviamente richiede uno sforzo ulteriore che ho sempre posticipato. Però questo per dire l'esperienza mia diretta con questa amicizia, questa compagna di viaggio. Però se ci fai capire, Dario, cioè, cosa gli hai chiesto e come poi hai interagito per arrivare alla versione finale del testo. Ecco, come amministratori di Lucrezia, diciamo che noi possiamo avere delle performance superiori a quelle che possiamo consentire all'utente normale. Per cui... Non dovevi dirla questa parte. No, però è esatto. No, è importante sottolineare, perché è un problema di costi, semplicemente. È un problema di costi. Uno degli elementi importanti, no, che abbiamo immediatamente quando abbiamo lanciato la piattaforma Lucrezia, sono 5 mesi adesso, ci siamo resi conto anche della sostenibilità economica di una piattaforma di questo tipo. Quando dopo le prime settimane avevamo già dei parametri, degli indicatori che ci hanno consentito di fare delle aperture di un certo tipo, ci siamo resi conto che la nostra architettura ha dei costi che sono 20 volte fino a 50 volte inferiori a qualsiasi altra soluzione di modelli di intelligenza artificiale disponibili, diciamo, sul mercato. Questo a prescindere dal fatto che ci siano che siano più o meno compatibili con la norma. Comunque Lucrezia costa molto molto meno rispetto a qualsiasi altra struttura. È chiaro che per produrre 500.000 di parole in 3 ore o tradurne 500.000 in 45 minuti, questo ha dei costi che sono superiori alla norma, e in questo senso non è pensabile che ciascuno dei nostri 8.000 utenti ogni giorno scriva un libro, perché altrimenti ecco, perché altrimenti i costi sarebbero un po' eccessivi, un po' elevati. In questo senso per me questa è una provocazione da tanti punti di vista, che vuol mostrare però come semplicemente avendo un budget a disposizione io posso scrivere veramente migliaia e migliaia di pagine o tradurne migliaia e migliaia di pagine. Io vorrei rimarcare però un punto, poi ti lascio la parola Angelo, che è importante, sono proprio i costi. La sostenibilità economica di queste soluzioni ci consente di poter pensare anche ad allargare questa Lucrezia a un pubblico veramente molto molto più vasto. Noi pensiamo che anche semplicemente in regione abbiamo 60.000 insegnanti che insegnano nelle scuole di ogni livello, potendo anche dare loro uno strumento di questo tipo,
a costi che sono praticamente ridicoli rispetto a qualsiasi ChatGPT o qualsiasi altra concorrente. Oltre a essere totalmente garantite da tanti punti di vista, significa poter garantire un salto tecnologico sulle competenze digitali. Finalmente gli insegnanti, è quello che stiamo vedendo noi anche nel nostro interno dell'università, Lucrezia viene utilizzata da tutti come proprio assistente. Tutti ce l'hanno aperta, come se fosse è quasi come un nuovo strumento, come la posta elettronica, tutti ce l'abbiamo aperta mentre lavoriamo, perché ci consente di fare tutta una serie di operazioni in maniera veloce, rapida e precisa. Pensiamo che scrive o legge in 120 lingue, di cui 12 lingue, compreso l'italiano, lo scrive perfettamente. Il fatto che abbia scritto in dialetto veneto, sì, potevo scriverlo allo stesso modo in siciliano, in sardo o in friulano, con 45 minuti, quindi in un giorno volendo io potrei scrivere in 20 lingue di tutte le regioni, insomma, lavorandoci un giorno. Questi sono il senso di avere un assistente così. Io ho un libro scritto, un articolo di una rivista scientifica scritta in cinese. Posso dialogare con quell'articolo semplicemente in italiano, nella mia madrelingua. A Padova abbiamo uno dei nostri vanti, abbiamo più di 10.000, quasi 12.000 studenti stranieri. È importante garantire agli studenti stranieri di poter dialogare, non solo in inglese, ma addirittura nella loro madrelingua, nella loro rispettiva madrelingua. Siamo entrati in un'altra epoca proprio, che necessita proprio da parte soprattutto di chi deve insegnare, di una comprensione su quelle che sono il futuro digitale, a cui molti studenti, la gran parte, oramai sono abituati e le usano queste tecnologie. Noi siamo di fronte a un cambiamento che deve cambiare anche quelle che sono le regole dell'apprendimento e dell'insegnamento, perché chiaramente anche il fatto di produrre documenti di questo tipo mette in discussione il senso della tesi stessa, della tesi di laurea. Provo a rispondere alla domanda partendo da un altro punto di vista. Come si fa a scrivere un libro? Come hai fatto a scrivere un libro? Perché l'abbiamo sfiorato l'argomento, ma non l'abbiamo proprio preso in pieno. È molto importante, sotto al titolo, anzi prima del titolo, Lucrezia, prompt designer Dario Darè. Ecco, il prompt designer nell'interazione uomo-intelligenza artificiale è molto importante. La maggior parte di noi, quando interagiscono con l'intelligenza artificiale, pongono la domanda e si fermano alla prima risposta. Bene, non è questo il modo giusto di interagire con l'intelligenza artificiale. Il modo giusto è continuare a dialogare con l'intelligenza artificiale, approfondire, chiedere sempre di più ed essere quanto più specifici possibile. Io la utilizzo anche per scrivere codice e a volte chiedo all'intelligenza artificiale come poter migliorare un prodotto che ho realizzato grazie al suo aiuto e mi dà una serie di possibilità per migliorare il prodotto, ma poi è l'uomo, è l'umano che deve dire ok, scelgo questa strada, andiamo avanti in questo modo. Quindi sì, è vero, l'autrice, tra virgolette, del libro Dialoghi con il futuro, riflessioni sull'era dell'AI generativa è Lucrezia, ma è molto importante il prompt designer Dario, quello che ha chiesto come ha guidato l'intelligenza artificiale nella scrittura del libro. Ecco, forse ho risposto un po' alla domanda. Quindi possiamo chiedere addirittura il numero di caratteri con cui deve scriverci relativamente a un determinato argomento. Quindi le domande da fare all'intelligenza artificiale sono importantissime, sono un aspetto importantissimo dell'interazione con l'intelligenza artificiale. Sì, grazie. Dicevi giustamente, cambia il senso stesso, no, della stesura di una tesi di laurea, ed è vero, cioè cambia quello che noi chiediamo agli studenti, perché non ha più senso chiedere delle cose che loro... io nell'ultimo appello che ho fatto ho mandato fuori 2 studenti, era scritto, perché ho visto che aprivano la pagina, non so quale delle fosse, se fosse Lucrezia piuttosto che ChatGPT, però adesso io mi metto in fondo all'aula e guardo cosa hanno nello schermo, perché per loro, nonostante io l'avessi detto, ma evidentemente è una quotidianità a cui non riescono a rinunciare. Quindi è vero che dobbiamo anche ripensare
come interagire, quali obiettivi darci nella didattica. Ma questo è vero non solo nell'ambito appunto universitario dell'istruzione, è vero in qualsiasi parte dell'amministrazione, per esempio, perché è incredibile. La pubblica amministrazione, cioè penso qui all'interno del Consiglio, dove abbiamo tutta una serie di regolamenti, uno statuto, abbiamo una serie di norme che disciplinano i comportamenti. È molto facile fare delle linee guida specifiche per ogni funzione, no? Per dire, ma come si deve comportare il responsabile dell'ufficio stampa, dico per dire perché siamo qui, no? E mi dà tutta una serie di indicazioni che diventa un mansionario incredibilmente dettagliato. E così per qualsiasi attività amministrativa, per qualsiasi anche funzione aziendale, cioè è una cosa che ci cambia la prospettiva. Ecco. Io vorrei chiedervi a entrambi, perché siete forse tra quelli che hanno più confidenza, no, con questi nuovi strumenti, come vedete la trasformazione anche del lavoro, no? Perché il lavoro, cioè oggi tante delle funzioni che i lavoratori facevano non hanno più senso, perché possono essere, cioè finché parlavi pensavo agli interpreti, che è gente solitamente che ha una cultura raffinatissima, no? Però voglio dire, sì, diventa difficile trovare spazio lavorativo. Ecco, come vedete la trasformazione del lavoro alla luce di quelle che sono la disponibilità di questi nuovi strumenti, sia nella scrittura dei volumi, sia appunto nella traduzione, sia anche nella trasformazione in volume di tutta una serie di indicazioni, strumenti. Una delle soddisfazioni maggiori che abbiamo ricevuto proprio negli ultimi mesi, ad ottobre il Parlamento europeo, il nostro Parlamento europeo, ha adottato esattamente la stessa nostra architettura Amazon Web Services e ci ha infilato dentro lo stesso modello che noi avevamo scelto 1 anno e 3 mesi prima. È stato un qualcosa che ci ha dato molta soddisfazione. Cosa sta facendo l'Europa con praticamente un'architettura analoga a Lucrezia? Sta gestendo tutti i 2.200.000 pubblicazioni che l'Europa stessa ha realizzato negli ultimi 50 anni. Ecco, tutto questo ci è consentito, rispondo anche alla tua domanda Arturo, ci è consentito da un servizio che è importantissimo, che si chiama Retrieval Augmented Generation, RAG. RAG è un servizio che cambia radicalmente l'approccio con l'intelligenza artificiale. La RAG ci consente di Retrieval Augmented Generation di inserire all'interno di architetture come Lucrezia della documentazione specifica. Noi abbiamo fatto dei test veramente molto, molto belli, molto importanti. Ad esempio all'università abbiamo inserito, c'è una Lucrezia con dentro tutti i regolamenti, i 130 regolamenti dell'università. Provate a pensare in un contesto come quello regionale, avere una Lucrezia con tutte le norme della regione. Fra l'altro, in pochi secondi emergono anche tutte le problematiche anche normative che purtroppo le norme ci portiamo dietro per mancanza di abrogazione, contraddizione, eccetera, eccetera. Quindi potrebbe essere anche uno strumento per ripulire e raffinare anche effettivamente e rendere molto più precisa la norma. Se l'Europa lo sta facendo con i 2.200.000 documenti nostri europei, tanto più dovremmo essere in grado noi di farlo nel nostro più piccolo contesto. Questo ci consente anche di avere dei modelli, una Lucrezia ad esempio, quindi può essere pensata banalmente anche per un consiglio regionale, ma per qualsiasi istituzione. I regolamenti, cosa serve una Lucrezia con i regolamenti? Non serve a fare in modo che chi si occupa di studi legali abbia la risposta, no, serve direttamente al professore, a colui che vive la vita universitaria, a chiedere delle informazioni banali. Come faccio ad andare in missione con l'auto propria? Come faccio ad andare in missione negli Stati Uniti? Come faccio ad andare in part-time? Ma se sono uno studente posso ottenere dei benefici? Le domande sono di questo tipo e ho direttamente le risposte in tutte le lingue poi anche, no? Una cosa che a me ha sempre colpito ed è il fatto che
l'intelligenza artificiale non distingue tra ciò che è vero e ciò che è verosimile, cioè prende le informazioni che trova e le utilizza tutte. Cioè c'è modo di difendersi da tutta quella montagna di informazione che in realtà non è vera. A livello scientifico questo è un problema, perché ci sono tantissimi dati che non sono verificati e che però, se entrano nell'addestramento, credo possano portare ad uno sbilanciamento. Ecco, non so se voi avete avuto già modo di capire su questo. Riguardo a questo possiamo dire che abbiamo scelto questo modello in particolare, Claude di Anthropic, anzi uno dei motivi per cui l'abbiamo scelto è proprio perché non naviga in real time in rete e quindi non acquisisce tutte le informazioni in tempo reale, ma il suo addestramento è stato fatto utilizzando informazioni, siti e tutto ciò che ha trovato online, ma verificato. Quindi è stato tutto verificato e validato secondo una serie di criteri etici, di affidabilità, eccetera, eccetera, e quindi diciamo che questo particolare modello sbaglia molto meno rispetto ad altri. Noi comunque scriviamo sempre che tutto ciò che dice il modello va verificato, quindi questa è una cosa fondamentale. Però il fatto di non andare a cercare in real time può essere un difetto perché non abbiamo le notizie dell'ultimo minuto, ma è un pregio perché tutto ciò che ha come conoscenza in suo possesso è stato verificato e validato. E tanto più io posso arricchire un modello con conoscenza specifica attraverso questo servizio di RAG, tanto più il modello mi risponderà in maniera precisa e dettagliata e con un margine di errore, quelle che si chiamano in gergo allucinazioni, che è pressoché nullo se c'è una conoscenza specifica. Se io ho delle leggi che vengono caricate e faccio delle domande su quelle leggi, le risposte sono quelle. Fra l'altro tenete presente che proprio uno degli elementi più difficili da analizzare e da riprodurre da modelli di intelligenza artificiale sono gli aspetti normativi. Noi abbiamo dei pensate, no, che mentre le competenze scientifiche, chimiche, matematiche, biologiche, mediche sono universali, le teorie scientifiche valgono in tutto il mondo, in tutti i paesi, non c'è est e ovest, non c'è ideologia, eccetera, eccetera. Ma gli ordinamenti giuridici, ce ne sono oltre 300 al mondo e ognuno dice le cose contrarie. Paradossalmente quello statunitense ad esempio nel caso della pena di morte, ha molte affinità con quello cinese, insomma, mentre in Europa abbiamo ordinamenti che sono molto completamente diversi anche. Quindi ci sono queste difficoltà, ma tanto più un modello è allenato e quindi abbiamo inserito della conoscenza specifica, tanto più sarà preciso. E tornando anche a come cambierà il mondo del lavoro, cambierà profondamente. Qui noi non siamo nemmeno in grado di capire. A me vengono in mente tante forme di cambiamento. Io ricordo sempre ai miei studenti, inizio sempre la prima lezione, è quella che faccio vedere nel 71 viene meno la teleselezione, improvvisamente 20.000 persone che lavoravano nei centralini del telefono devono cambiare lavoro, 20.000 in un colpo solo, era il 1971. Analogamente ci sarà un cambiamento che non sarà da un giorno all'altro. Ma qui stiamo ragionando sui cambiamenti anche con cui le informazioni vengono archiviate. Cambieranno tutte le nostre modalità con cui andremo ad archiviare e quindi a recuperare anche le informazioni. Noi siamo abituati a ragionare sempre proprio da decenni in base a un approccio di classificazione. Noi siamo abituati a classificare. Noi usiamo sempre le righe e le colonne, pensate ai fogli Excel. Noi classifichiamo tutta la nostra realtà. Lo facciamo naturalmente. Ecco, questi modelli di intelligenza artificiale non operano così, operano in maniera completamente diversa. Usano quelli che dal database cosiddetti relazionali stiamo passando ai database vettoriali. È un termine tecnico, è un termine particolare, però siamo di fronte a un cambiamento veramente epocale anche da questo punto di vista. Stiamo di fronte a un cambiamento culturale nel modo in cui anche noi tutti memorizziamo e quindi riproduciamo le informazioni. Da questo punto di vista ci dobbiamo mettere in gioco. Di fatto l'intelligenza artificiale c'è, esiste e pervade tutta la nostra vita. È già così, non arriverà domani,
è già oggi così, quindi dobbiamo abituarci a cambiare modo di fare didattica, dobbiamo abituarci a cambiare il modo in cui lavoriamo, ma l'intelligenza artificiale non può essere fermata, nel senso che c'è, la utilizzano gli studenti, la utilizzano i docenti, la utilizzano nel mondo del lavoro e la utilizzeremo sempre di più. Dobbiamo imparare a utilizzarla nel modo corretto. Sì, è veramente sfidante, nel senso che si aprono talmente tante porte che diventa veramente difficile capire come poter gestire questo cambiamento. E mi ha colpito, per esempio, tutta l'attività di referaggio che viene richiesta a noi professori universitari, no? Viene fatta sottoscrivere una nota che dice: non utilizzo strumenti di intelligenza artificiale generativa nel mio processo di valutazione, e viene richiesto di segnare esplicitamente questa cosa, perché evidentemente è semplicissimo andare a fare il referaggio di un articolo sulla base, perché lo legge e ti fa tutte le critiche in pochi secondi, ma è richiesto appunto il contributo e la comprensione, insomma, alla luce di quelle che sono anche le relazioni tra le persone, tra i ricercatori. E questo è un esempio, ma faccio un altro, perché dovevamo fare un regalo a mia moglie che ha compiuto gli anni, mi ha detto: le regaliamo uno zaino, e mio figlio fa: chiedo a ChatGPT quali sono i più belli. Non mi sarebbe mai venuto in mente di chiedere, ed effettivamente ci ha proposto 4-5 modelli. Non abbiamo preso quelli, però ho un rigurgito di orgoglio umano e abbiamo preso una cosa diversa, però mi ha colpito che per mio figlio era la prima cosa per individuare il regalo alla mamma, era quella di chiedere a ChatGPT cosa avrebbe regalato. Ecco. E in tutto questo fiorire di strumenti nuovi, dove rimane il valore? Chiedo a voi. Dove rimane il valore? Rimaniamo sui libri, no? Il valore che possiamo mettere nella pubblicazione di libri, nella musica, per esempio, mi pare ormai sia utilizzatissimo, no? Perché per l'intelligenza artificiale fare una sequenza di parole, una sequenza di note, una sequenza di immagini è la stessa cosa, cioè identico. Per cui ecco, nella musica, nella produzione artistica anche c'è. Però ecco, dove possiamo invece tenere un ruolo importante, una creazione di valore con la nostra testa, perché questo poi alla fine c'è da capire, dove dobbiamo quindi concentrare il nostro contributo e appunto mantenere un ruolo nell'interlocuzione con questi strumenti. Uno dei punti deboli di tutti i modelli di intelligenza artificiale è che questi non sono addestrati con tutta la conoscenza scientifica che fa parte del nostro patrimonio culturale. Noi abbiamo circa 220 milioni di pubblicazioni scientifiche che rappresentano appunto gli ultimi 40 anni di pubblicazioni scientifiche, che non fanno parte dell'addestramento di questi modelli, o meglio, pezzi, riassunti, cose raccolte dalla rete sono diventate patrimonio in maniera più o meno anche elegante, chiamiamola così. Molti in passato, alcuni modelli si sono nutriti in maniera molto rapace, prendendo tutto quello che gli utenti caricavano. Non è il caso ovviamente nostro, ma una sfida veramente fondamentale, e parlo proprio per il nostro mondo accademico e scientifico in generale, sarà quando qualcuno di questi modelli potrà essere arricchito anche solo di una parte di quei 220 milioni di pubblicazioni. Cosa succederà? Qual è la mia ipotesi? Anche questa in realtà è uno dei motivi per cui 3 anni fa abbiamo iniziato questo percorso proprio sull'intelligenza artificiale. La consapevolezza che uno strumento di questa portata, una volta arricchito con questo patrimonio, subisce un cambiamento radicale in termini di attendibilità, di affidabilità. È in grado di dare delle risposte veramente di un altro livello, non solo le citazioni da dove arriva le fonti, ma la mia idea è che addirittura in un futuro, quando questi modelli saranno addestrati in questo modo scientifico, una disciplina potrà trovare delle risposte a delle proprie problematiche, a delle proprie ipotesi di ricerca in un altro ambito completamente diverso.
Io non escludo che tra qualche anno, quando avremo questi modelli super potenti, delle ipotesi in ambito medico potranno trovare delle risposte dall'astrofisica, ad esempio. Proprio ci sarà quella che io chiamo ibridazione multidisciplinare. È una sfida veramente importante. A quel punto sì, l'umanità potrà usufruire di strumenti, anche lato ricerca, potrà usufruire di strumenti che sono potentissimi. Prima di chiudere voglio aggiungere, abbiamo detto che l'intelligenza artificiale è bravissima a scrivere, tra virgolette, musica. Eppure non tutti quelli che scrivono musica tramite l'intelligenza artificiale scrivono la stessa musica. La scrivono diversa. Quindi c'è qualcuno che permette all'intelligenza artificiale di scrivere qualcosa di diverso. È solo un acceleratore, è come se io mi mettessi con la mia chitarra o con il mio pianoforte a provare le note finché non trovo quella giusta. Bene, l'intelligenza artificiale mi permette di accelerare questo processo, ma alla fine l'artista ci mette sempre del suo. Ecco dove rimane l'uomo. Oh, grazie. Grazie. Allora, torno sul libro. Questo volume, questa autobiografia dell'intelligenza artificiale curata da Dario Darè. E ringrazio Dario, ringrazio Angelo per essere venuti a presentare questo, che è un primo assaggio di quello che secondo me nei prossimi mesi, nei prossimi anni diventerà un modo per sintetizzare le informazioni, per renderle disponibili e per aiutarci insomma a capire ciò che sta accadendo intorno a noi. Confesso che un po' di disorientamento lo dà questa disponibilità a questi strumenti, perché riuscire ad essere padroni dello strumento, almeno per me che insomma non ho più 15 anni, non è facile. E l'augurio è che però ecco, i benefici, il benessere che si può creare con strumenti di questo tipo possa rapidamente essere disponibile a tutti. Quindi io ringrazio veramente della presenza, ringrazio coloro che sono in sala, ringrazio coloro che ci seguono da remoto e coloro che ci hanno supportato tecnicamente, e niente, l'appuntamento è al volume numero 2, Dario. Grazie. Grazie a tutti. Grazie.